Vaccinazione ai bambini 5 e 11 anni, si parte il 16. Ad annunciarlo l'Ulsotto Berica che metterà a punto 10 linee vaccinali dedicate a Torri di Quartesolo, coadiuvate da pediatri di libera scelta. Servizio che riguarda un bacino di 31.413 bambini compresi in questa fascia d'età nel territorio dell'ULSS. Situazione quella delle scuole che preoccupa, specie nelle scuole di infanzia e nelle primarie. Ad oggi abbiamo 48 classi in quarantena per appunto contagi dei ragazzi, che rimangono adesso il problema più serio, perché dai ragazzi poi si infettano gli adulti a casa. Situazione che mette a rischio anche il contact tracing. Per intensificare anche il fronte dei tamponi scatta da domani un'altra importante novità per i ragazzi di rientro a scuola. Si sta lavorando, uno, per intensificare i tamponi chiaramente ed essere molto rapidi nell'effettuazione dei tamponi. Questo lo dico oggi perché con la Regione si è preso questo accordo e da domani sarà possibile fare il tampone di rientro a scuola, tampone rapido anche dai pediatri in libera scelta. Contagi che aumentano in generale con 1.476 casi nell'ultima settimana. Ad oggi 98 i ricoverati per Covid, di cui 18 a Noventa, 16 a Valdagno e gli altri al San Bortolo. 7 persone in terapia intensiva, di cui 6 non vaccinate, con età media sui 60 anni. E con la crescita dei casi e dei ricoveri scattano ulteriori aperture di posti Covid. Noi siamo già partiti con le attivazioni che avevamo già fatto nella scorsa fase, quindi 20 posti di medicina presso il San Bortolo. In questo momento altri 20 sono a Noventa e 20 sono a Valdagno. Valdagno da lunedì passerà a 28 perché stiamo saturando i posti della medicina. L'invito rivolto a tutti i cittadini in questa fase delicata, sottolinea il direttore generale, è quello a dimostrare il proprio senso civico.